Cari amici di Toscana Sprint, con le immagini ci troviamo a Santa Croce sull'Arno per la gara della categoria Juniores per il Gran Premio Sfera Saftey, il Gran Premio Gronchi Saftey e il Memorial Davide Faraoni, gara come detto a carattere regionale riservata alla categoria Juniores. Qui vediamo il pre-gara con le varie misurazioni e rapporti per i ragazzi che venivano sorteggiati e lo schieramento degli atleti. Una gara organizzata dall'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno, che ha visto nell'arco di questa giornata, anche nella mattinata, le gare della categoria esordienti unite e la categoria allievi maschili e poi le categorie esordienti allievi femminile. Qui vediamo ancora le varie immagini del pre-gara. Mario Mecacci, direttore di corsa. Qui vediamo Carlo Faraoni e Luciana Gradassi. Ricordiamo che è, abbiamo detto prima, il Memorial Davide Faraoni, quindi il Memorial per il figlio di Luciana e di Carlo. Qui invece vediamo la premiazione del campione italiano a inseguimento individuale su pista, Maglio Moro della Borgo Molino Rinascita Ormelle. Eccolo qui il via dato proprio da Luciana Gradassi. Lì accanto a lei abbiamo visto il marito Carlo e è stato dato il via, è preso il via a questa gara che vedrà questi ragazzi fare 28 volte il percorso di 2 km e 800 metri. Intanto c'è uno scatto in testa al gruppo da parte di un atleta della Work Service. Ricordiamo anche le formazioni: la Stabia Ciclismo, la Ciclissimo Bike, il team Franco Ballerini, il team Paffanini Livorno, la Casano, la Valle di Non, la Cycling Team Nial Nizzoli, la Novarese, Pedale Castellano, la Besti di Calenzano, la Guspini, mentre qui sono venuti via due atleti, è Eric Paties Montagnier della formazione della Work Service, campione italiano allievi nel 2018, insieme a lui Lorenzo Iacchi della formazione della Team Franco Ballerini che schiera al via due atleti, Iacchi e Budei. Dietro il gruppo sta rinvenendo, però sono partiti forte i Juniores per percorrere questi 28 giri di questo percorso da 2 km e 800 metri. Dicevamo delle formazioni, eravamo rimasti alla Besti di Calenzana, alla Guspini, alla Capriolo, la Sidermec Vitali, il Team Pieri, la PT Shoes Cicli Taddei, la Massi Supermercato Terranova, la Borgo Molino Rinascita Ormelle, il Team Work Service Romagnano, la Deca Riders Bike Romagna, la Gottardo Giochi Caneva, il Team Bike Ballero, l'Angela Gomme Villadose, la Reda Mokadar, la Ranella Ciclismo, il team LVF e la Big Hunter. Qui siamo con le immagini alla fine del secondo giro. C'è un quartetto in testa, si tratta degli atleti che prima erano riusciti ad andare in via, ovvero Lorenzo Iacchi della Franco Ballerini e Eric Paties Montagnier della Work Service di Romagnano. Insieme a loro viaggia Tobia Zingoni della Stabia Ciclismo e poi della Borgo Molino Rinascita Ormelle si tratta di Riccardo Florian. Questi quattro atleti, un vantaggio minimo per loro, supera 10 secondi, per ora 15 secondi di vantaggio, e poi dietro c'era la Capriolo che stava facendo l'andatura. Con le immagini siamo a 23 giri al termine, quando passeremo sotto l'arrivo. Un po' in difficoltà Eric Montagnier in questo momento a fare l'andatura, Florian della Borgo Molino Rinascita Ormelle, poi dietro di lui Iacchi, poi Zingoni. Rientra in questo momento anche l'ex tricolore allievi 2018 Eric Paties Montagnier della Work Service Romagnano. Eccole qui, vediamo che eccoli qui il cartello che indica 23 giri al termine. A 23 giri al termine diamo anche l'aggiornamento dei tempi, vantaggio che è un po' aumentato, 17 secondi il vantaggio sul gruppo. Prima c'era la Capriolo a fare l'andatura, ora a fare l'andatura invece davanti è passato Montagnier, dietro di lui Florian, Iacchi e poi Zingoni. Lo Stabia che è riuscito a piazzare un uomo in fuga, non è da sorprenderci, come non è da sorprendere ovviamente la formazione della Work Service, che comunque può contare su altri uomini per la volata, come probabilmente anche la formazione dello Stabia, mentre invece per bisogna dire intelligenti quelli della gli uomini diretti da Andrea Bardelli, che avendo solo Budei e Iacchi sono riusciti a mettere Iacchi in fuga e a far riposare forse l'uomo più veloce, Budei. Qui siamo col gruppo, si tratta di Boschi della Casano a fare l'andatura, quindi la Casano che si sta muovendo per cercare di recuperare. Ricordiamo che loro hanno
sicuramente Francesco Brugnoli, che è uno degli uomini più veloci, ma occhio anche a Thomas Vignoli per quello che riguarda la volata. Sta facendo ora invece l'andatura, abbiamo detto, Lorenzo Boschi, che dietro ha un atleta della Capriolo sempre. Vediamo ancora Boschi a fare l'andatura, ma così non si va da nessuna parte, perché dobbiamo dire che non potranno guadagnare molto, anche perché guardate, dietro a Boschi c'è un atleta della Capriolo, che si tratta di Pietro Ferrari, e poi ci sono 3 della Borgomolino Rinascita Ormelle, quindi benissimo la formazione della Borgomolino, che sta facendo il blocco per il compagno di squadra Florian. Per loro gli può anche andare bene, ma occhio, perché hanno, come detto, abbiamo visto prima la premiazione, il campione italiano su pista ad inseguimento, Maglio Moro, che potrebbe essere uno dei favoriti di questa gara. Qui siamo passati con le immagini, abbiamo visto passare i 4 della fuga, poi abbiamo, ecco qui, il gruppo sempre tirato da Lorenzo Boschi, ma è difficile andare a chiudere perché dietro ci sono 4 maglie della Borgomolino, come abbiamo detto anche prima, che stanno facendo buona guardia per la fuga. Dobbiamo anche dare anche dei ringraziamenti per questa corsa, perché se si è svolta questa corsa, gara di chiusura per le categorie esordienti a allievi, una delle ultime per la categoria juniores, forse l'ultima. Qui vediamo ancora i 4, mancano 22 giri alla fine, vantaggio minimo, sempre Boschi a fare l'andatura sui 4. Dicevamo del ringraziamento agli sponsor della Gronchi Safety e della Sfera Safety del signor Stefano Gronchi, e anche al comune di Santa Croce sull'Arno, che ha permesso questa gara, nella persona della sindaca Giulia Deide, dell'assessore allo sport Simone Coltelli e anche del comandante della polizia municipale dottor Sandro Ammannati. Eccolo qui, eccolo, siamo invece passati ora con le immagini, passeremo sotto l'arrivo, mancheranno 17 giri al termine, sempre la fuga, l'ultimo rilevamento tempi dava 15 secondi di vantaggio, è minimo il loro vantaggio, li stanno tenendo lì per ora, vedremo se avranno guadagnato. Montagnier a fare, ricordiamo anche i nomi, Montagnier della Work Service che sta facendo l'andatura, Florian della Borgomolino Rinascita Ormelle per quello in seconda posizione, Lorenzo Iacchi della Franco Ballerini in terza posizione, poi Tobia Zingoni della formazione dello Stabia in terza ruota in questo momento. Questi sono i 4, avevano un vantaggio di 15 secondi sul gruppo, 17 giri al termine in questo momento. Stanno animando la corsa, soprattutto Iacchi e Montagnier sono partiti subito, poi si sono aggregati, si sono attaccati a loro anche Tobia Zingoni e Riccardo Florian. Questi sono stati i corridori che stanno animando la corsa ormai da tantissimi giri, erano 28 i giri da percorrere. Dobbiamo fare anche un ulteriore ringraziamento anche al nucleo dei carabinieri in pensione, con il dottor Salvatore Spitaleri di Santa Croce, con Gabriele Ruzzon. Qui siamo dietro, sono anche le formazioni della Posco Bessi, finalmente si muove anche la formazione diretta da Manuel Baccanelli. Dietro però buona guardia soprattutto della formazione della Borgomolino Rinascita Ormelle, che sta facendo una buona guardia. Ora a fare l'andatura in questo momento è Thomas Panichi della Bessi di Calenzano, sta cercando di forzare, si è tolto l'inesauribile Lorenzo Boschi, che per tanti giri è stato da solo a cercare di tenere lì la fuga, a cercare di aiutare i compagni di squadra. Cassano, dobbiamo dire, a Brugnoli in caso di arrivo in volata, ma occhio anche a Thomas Vignoli per quel che riguarda ovviamente le ruote veloci del gruppo. Però la fuga sta animando, dicevamo anche la Franco Ballerini può puntare su Budei, che come volata non è male, è riuscito a mettere un uomo in fuga. Sono 2 gli atleti oggi della Franco Ballerini, ricordiamo che oltre a questa, in concomitanza insieme a questa, c'era il trofeo Buffoni, quindi chiaramente chi poteva dividere le squadre le ha divise, portando magari qui le ruote più veloci. Vediamo ancora il passaggio del gruppo, vantaggio in questo momento che è su 20 secondi, è aumentato un po' il vantaggio. Eccoli qui, vediamo questa curva che è particolarmente subito dopo l'arrivo, c'è questa rotonda, una curva che per loro 4 non è mai pericolosa. È tornato davanti, intanto vediamo l'atleta del Cassano, sempre Lorenzo Boschi imperterrito lì davanti a fare l'andatura, ed ecco che abbiamo visto passare il gruppo, vantaggio sempre di 20 secondi, e qui siamo ancora con la fuga lì davanti. Eccoli qui, Tobia Zingoni sta passando ora a fare l'andatura, Montagnier dietro di lui, Iacchi e Florian. Questi 4 atleti è dall'inizio, praticamente possiamo dire dal primo giro, che si sono staccati. Prima erano partiti Montagnier e Iacchi, poi si sono aggregati anche Tobia Zingoni e Florian.
Dietro è cambiata la situazione, gruppo che si sta veramente spezzettando, piano piano si stanno andando a formare dei tronconi, è la Work Service che sta facendo l'andatura, probabilmente Montagnier non convince la situazione, probabilmente hanno visto che la fuga non sta andando, quindi bisogna andare a chiudere. Non hanno guadagnato più di tanto, 20 secondi era l'ultimo rilevamento tempi, quindi chiaramente non essendo un grandissimo vantaggio la Work Service si è messa. Nonostante questo vediamo che Montagnier sta cercando di collaborare con i suoi compagni di avventura. Abbiamo visto voltarsi un attimo anche Lorenzo Iacchi della Franco Ballerini, Montagnier lì davanti, poi Florian e Zingoni. Abbiamo visto i suoi compagni di squadra tirare in testa al gruppo per provare a rientrare, perché probabilmente la fuga non ha mai preso un grande margine tipo di andare oltre il minuto, perché se andava oltre il minuto forse c'era la possibilità di dire ultima curva in questo momento, si passerà sotto l'arrivo, dovrebbero mancare 7 giri al termine, quindi 7 giri al termine e l'ultimo rilevamento tempi dice che dovrebbero essere solo 15 secondi il vantaggio. Eccola qui l'ultima curva anche per il gruppo, è Pietro Ferrari che ha dato il cambio in questo momento a Boschi, e dobbiamo dire che se la fuga non è andata oltre il minuto è anche grazie a questi due atleti, l'atleta della Capriolo Pietro Ferrari e Lorenzo Boschi, bravissimi tutti e due perché si sono dati il cambio qualche volta, tante volte Boschi è rimasto davanti anche per un giro intero senza ricevere un cambio, poi Pietro Ferrari qualche volta ci ha provato. Guardate dietro, 5 atleti da Work Service, 5 atleti da Borgo Molino Rinascita Ormelle, i treni si stanno organizzando, la fuga è lì vicino, stanno per essere ripresi i fuggitivi, 15 secondi non è tanto, può, nel caso ovviamente se smettono di tirare Boschi e Ferrari la fuga va, perché sono gli unici due, le altre formazioni non si è mossa nessuno, probabilmente non hanno l'uomo veloce e quindi non gli cambia niente, non riuscendo a essere entrati nella fuga buona. Siamo con le immagini, sempre 7 giri al termine con la fuga che però ha poco di vantaggio, dicevamo 15 secondi al termine, 15 secondi. Abbiamo visto passare Iacchi in testa, chiude Florian, davanti Montagnier e poi Zingoni che passa ora a fare l'andatura, sempre 15 secondi. Vediamo dietro la situazione, Lorenzo Boschi e Pietro Ferrari in prima e seconda posizione, sempre loro a fare l'andatura, sempre loro a mantenere il gruppo, e quelli da Work Service pronto a prendere in mano le situazioni in caso di gruppo compatto insieme alla Borgo Molino che non si vuole far cogliere di sorpresa. Iniziano le strategie, mancano ancora diversi giri per organizzare i treni, però loro sono già lì pronti ad organizzarla, ed è importante per formazioni che fanno anche pista, perché quando si va in pista chiaramente molte volte ci si dimentica che la pista aiuta anche questo, aiuta a crearsi anche un affiatamento, perché nei juniores avere dei treni così che già sono lì pronti, 4-5 atleti, è importante anche la pista, anche la strada ovviamente, però sulla pista si crea, e Maglio Moro che è nella Borgo Molino Rinascita Ormelle, premiato all'inizio da Fabrizio Arzilli, è insomma campione italiano di inseguimento individuale su pista, quindi sa sicuramente guidare i suoi compagni, ma probabilmente se la cava anche bene in volata. Siamo sempre con la fuga, vantaggio che sta scendendo ancora, non è più 15 secondi, sotto i 15 secondi il vantaggio, 7 giri al termine, li stanno per andare a riprendere purtroppo, e dobbiamo dire che dietro hanno fatto fino ad ora il lavoro Boschi e Ferrari, l'abbiamo detto, imperterriti. Eccolo qui, vediamo, è sempre lui, Pietro Ferrari a fare l'andatura, Pietro Ferrari con dietro Lorenzo Boschi, si scambiano le posizioni ma non cambia, maglia della Capriolo, maglia del Casano, sempre loro due. Per quel che riguarda il Casano l'abbiamo detto, l'uomo veloce dovrebbe essere Brugnoli, Francesco Brugnoli, primo anno in categoria proveniente dalla formazione della Berti Mobili, poi terza la maglia della LVF, e poi gli atleti della Work Service, Tommaso Manicucci al primo anno in categoria, Matteo Fiaschi secondo anno, sono le ruote veloci della formazione della Work Service, mentre per la formazione della Borgo Molino Rinascita Ormelle ci sono ovviamente Moro, ma c'è anche Portello, Comin, insomma sono corridori che ne hanno più di una di punte. Vedremo chi deciderà di fare la volata oggi. È passato ora Boschi, vedete ci sono dati il cambio, si è spostato un attimo Ferrari, è tornato subito Boschi a fare l'andatura. Eccolo qui, ci siamo ormai, eccolo qui, il gruppo è molto allungato davvero. Qualche trainata c'è stato prima della World Service, ma niente da fare, li lasciamo scorrere con le immagini. Siamo a 4 giri al termine, la fuga è stata ripresa e sono partiti di contropiede Sturaro e Corsini, sono i due atleti da Work Service, stanno forzando l'andatura in questo momento, c'è un piccolo buco, quelli della Borgo Molino Rinascita Ormelle devono andare a chiudere, sia Sturaro che Corsini sono due atleti che su un percorso del genere non possono dare il meglio, perché sono atleti magari più che vanno in salita, soprattutto Corsini, ma
ovviamente dovranno dare una mano ai compagni di squadra, quindi ora si deve tenere l'andatura molto alta, ripresa la fuga. Sono loro che devono, anche Montagnier non è un uomo per questi percorsi, quindi giustamente è andato in fuga per dare una mano, un punto di riferimento ai compagni, come dire non tirate e almeno ci riposiamo nel finale. Ora mancano 4 giri al termine, quindi non manca tanto, bisogna tenere davanti il velocista e bisogna tenere alta l'andatura per evitare che ci sia uno scatto, scatti contro scatti. Forza l'andatura ora Corsini, Sturaro in seconda posizione, gruppo che è rientrato, ma occhio perché si è spezzettato, perché stanno facendo un'andatura veramente forsennata. Eccolo qui il primo piano, Tommaso Corsini, rilanciare l'azione subito dopo la curva. Dietro di lui c'è il compagno di squadra Sturaro. Poi eccolo qui che sta arrivando Gallai della Borgo Molino Riace Tormelle. Poi dovrebbe essere la sagoma di Brugnoli in terza posizione. È proprio così, è lui Brugnoli che non si vuol fare cogliere di sorpresa. Al primo anno sta correndo veramente bene il corridore della Cassano, però si fermano quelli della Borgo Molino perché vede che non ha i compagni di squadra. Stanno arrivando ora i suoi compagni di squadra, i compagni di squadra di Gallai, che però dovrà aspettare per forzare l'andatura. 4 giri al termine in questo momento. Guardate il gruppo come sotto questa spinta della formazione della World Service si è allungato, però comunque il gruppo che è ancora compatto, spezzettato, guardate, si è frazionato in 2-3 tronconi, però è sempre lì ovviamente. 4 giri al termine, lo ripetiamo, gruppo compatto. Qui vediamo un folto gruppo che si è staccato dal primo. E vediamo anche l'esausto Lorenzo Iacchi nelle ultime posizioni, però ha fatto una corsa veramente da incorniciare anche Lorenzo Iacchi. Siamo a 3 giri al termine, occhio perché si organizzano i treni e davanti c'è la Borgo Molino Rinascita Ormelle, dietro la Work Service, pronti a prendere in mano la situazione. Un po' meno compatta la Work Service, mentre la Borgo Molino Rinascita Ormelle è tutta compatta lì davanti. 6 atleti in testa al gruppo a fare l'andatura. Ora piano piano, se fanno come un treno perfetto, piano piano dovrebbe essere una. Si passa sotto l'arrivo, in questo momento. Suono della campana, sempre la Borgo Molino che sta facendo l'andatura. Vediamo quanti sono, ci sembra di scorgere 5 atleti in testa alla corsa. Sembra essere noi. Intanto, mentre si va a fare il coso, sulla destra Borgo Molino, sulla sinistra Work Service. Vediamo anche la sagoma di Budei, è da solo, non ha compagni di squadra, ma dovrà sfruttare il lavoro degli altri, delle altre formazioni. Quindi bisogna essere astuti quando non si ha compagni di squadra. Occhio, noi dobbiamo anche andare a ringraziare alcuni, quindi andiamo sempre con le immagini della Borgo Molino che ha preso in mano la situazione, mentre invece la Work Service sta cercando di incalzare e di superare gli atleti della Borgo Molino. Dicevamo ringraziamento alla Saftey, alla Gronchi Saftey, al comune di Santa Croce sull'Arno, alla sindaca Giulia Deida, all'assessore allo sport Simone Coltelli. Qui vediamo che Sturaro rallenta perché vede che il treno si è disunito. Non si è disunito il treno della Borgo Molino Rinascita Ormelle, si è disunito quello della Work Service. Sturaro era andato a sorpassare, a surclassare gli atleti della Borgo Molino, ma ora è una volata, sarà questi due treni. Sturaro sulla sinistra a guidare il treno della Work Service. Non riusciamo a identificare chi si tratta il treno della cosa. Siamo già passati nella zona industriale, si dovrebbe essere vicini all'ultimo chilometro. Qui a fare l'andatura vediamo chi c'è: Sturaro, poi Corsini in seconda posizione. Poi vediamo, dovrebbe essere Panicucci o Fiaschi nell'ultima posizione. Allora cercano di chiudere, li hanno chiusi, vedete, abbiamo visto. Stava risalendo il treno della Borgo Molino, li hanno stretti dall'altra parte, non sono riusciti a passare perché è importante anche questa, l'astuzia. Sono riusciti a evitare che passasse il treno della Borgo Molino, non vogliono essere ostreggiati gli uomini della Work Service. È una volata tra due treni che dobbiamo dire si stanno muovendo alla perfezione. Fino a questo momento sembra che Sturaro si sia tolto, dovrebbe essere passato Corsini in questo momento a fare l'andatura. Cerca di guardarsi dietro il primo uomo della Borgo Molino, vede che si è un po' disunito il treno, quindi sarà un finale da cardiopalma con la volata. Ultimo chilometro passato in questo momento, ultimo chilometro, è Corsini ora a fare l'andatura. Dietro di lui andiamo anche a identificare, eccolo lì, vediamo chi c'è in seconda posizione della Work Service. Si tratta di Andrea Violato. Dovrebbe essere o Panicuccio o Fiaschi a fare la volata per la formazione della Work Service di Romagnano. Ma occhio perché la Borgo Molino rinviene con una trainata incredibile. Cercano di non mollare la Work Service. Violato, abbiamo visto Corsini, veramente come dire, sono stanco, non ce la fa più. E sembra che anche Violato dia veramente l'ultimatum. Ultima curva, la Borgo Molino
sta veramente battendo. 4 uomini per la Borgomolino, Rinascita Ormelle, sarà la volata perfetta, la lancia la volata, vediamo chi la sta lanciando la volata, sono 3 uomini al comando, poi quelli da Work Service, non riusciamo a identificare, a fare la datura è Maglio, il campione italiano, a inseguimento, sono sempre 3 maglie della Borgomolino lì davanti, cerca di rinvenire l'atleta da Work Service, ma sono 3 maglie, vanno a fare primo, secondo e terzo gli atleti da Borgomolino, primo Alessio Portello, secondo Moro Maglio, terzo Michael Comin della Borgomolino Rinascita Ormelle, quarto Matteo Fiaschi a Work Service, quinto Marco Manetti da Massi Supermercato Terranuova, sesto Marco Cao della Work Service Romagnano, settimo Federico Galeotti del Casano, ottavo Denis Budè della Franco Ballerini 2C, nono Tommaso Manicucci da Work Service e decimo Samuel 40 del team LVF, figlio d'arte tra l'altro. È stata un finale incredibile, la fuga che ha animato la Work Service e la Borgomolino si sono mosse bene, un uomo in fuga, Montagnier e Florian, e poi nel finale un treno perfetto. Nell'ultimo giro sia la Work Service che la Borgomolino avevano 6 uomini davanti, hanno fatto un treno perfetto per Fiaschi e per ovviamente per quei 3, per Portella a questo punto. Quindi con queste immagini a rallenti guardate i 3 atleti in maglia nero-verde della Borgomolino Rinascita Ormelle che vanno a trionfare in questa gara che chiudeva questa giornata azzurra. Andiamo alle interviste di rito con i protagonisti della corsa. Siamo con Alessio Portello, te vincitore di questa gara, come abbiamo detto perfezione al 100%, poi la tua volata. Una domanda, come avete deciso, qual è stato il momento, era già stato deciso dall'inizio oppure è nata una decisione tra di voi su chi stava meglio? Ma sinceramente tutte le corse che arriviamo in volata decidiamo più o meno all'inizio, poi comunque in corsa si vede tra di noi chi sta meglio, chi ha la gamba migliore, quindi andiamo per la miglior posizione possibile. Logicamente è stato un gran lavoro di tutta la squadra e solo grazie a loro, a tutti quanti i miei compagni, si siamo riusciti ad avere questo risultato e questa vittoria va a loro perché comunque hanno lavorato tutta oggi. Ecco, l'ultima domanda veramente, come è questa? L'abbiamo chiesto prima anche ai tuoi compagni. Qual è il segreto di questo affiatamento? Perché per fare un treno cosa ci vuole per fare un treno perfetto? Ma ci vuole una forte attitudine e comunque un gran rapporto tra di noi. È una base di amicizia, sincerità e comunque ci troviamo bene tutti assieme, quindi riusciamo anche a lavorare bene anche in corsa. Siamo con Mario Moro, secondo classificato per te oggi. Allora è stata una gara, come abbiamo detto prima, col tuo compagno di squadra perfetta, poi un treno ancora migliore, sapevamo che tu potevi essere uno dei favoriti, però alla fine l'importante era la squadra. Certo, no, beh, siamo riusciti a gestirla perfettamente questa gara, siamo riusciti a mettere un uomo in fuga, quindi non dovevamo tirare per andare a prenderla. L'abbiamo gestita in modo perfetto, poi vabbè, i nostri compagni hanno sempre fatto un lavoro spettacolare, siamo riusciti a tenerci lì davanti, cercavamo di vincere la gara prima di tutto, ma poi di piazzarne il più possibile davanti, diciamo, quindi è andata molto molto bene, siamo molto contenti e un grazie alla squadra. Siamo con il terzo classificato della categoria juniores, Michael Comin della Borgomolino Rinascita Ormelle. Allora è stata una gara perfetta per voi perché avete messo un uomo in fuga e poi alla fine questo treno perfetto fino alla fine. Sì, abbiamo fatto un gran lavoro di squadra dal mio compagno che è andato in fuga all'inizio e quindi ci ha messo nella condizione di non faticare dietro fino alla fine con un ottimo lavoro per portarci a fare la volata tutti e 3 e riuscire a portare a casa il massimo risultato. Ecco, qual è un po' il segreto vostro, questo affiatamento che c'è stato? Sicuramente il lavoro di squadra è la cosa più importante nella nostra squadra, viene messa al primo posto. Siamo con Stefano Gronchi della Gronchi Safety. Allora qui oggi il tuo nome è legato a questa gara, a questa anche società e ovviamente il ciclismo è uno di quegli sport importanti, no? Per quest'anno poi particolare. Beh, noi siamo nel ciclismo da anni, quindi ritengo che questa partecipazione che ci è stata chiesta con forza qui da Santa Croce sia una risposta anche al mancato Gran Premio del Cuoio e Artigianato a cui abbiamo sempre partecipato. Ci ha dato sempre soddisfazione, sono un passionista del ciclismo, quindi ritengo che questa partecipazione sia il culmine anche della stagione che mai si avvia al termine del nostro impegno in questo sport. Siamo con Maurizio Ciucci, consigliere nazionale, qui oggi per una gara che ha visto impegnati dalla mattina alla sera dagli esordienti alla categoria femminile degli esordienti allievi e fino agli juniores. Si sta per andare a concludere questa stagione che ovviamente è stata martoriata da questo problema, però comunque una società come questa che ha voluto organizzare anche nonostante una giornata come questa è bellissimo. Ma veramente grazie agli organizzatori che hanno dato la possibilità a questi ragazzi di poter gareggiare
in una stagione difficile come questa, ma non impossibile. Abbiamo visto oggi che con un po' di impegno possiamo veramente organizzare determinate manifestazioni. La giornata ci ha aiutato a far sì che sia stata veramente una bella giornata. Abbiamo assistito anche qui a veramente una società importante che è venuta dal nord Italia, che ha raggiunto un successo veramente bello. E veramente grazie a chi organizza, grazie a chi si dà da fare, vanno premiati. È una stagione così difficile, ma il ciclismo non si ferma qui e dobbiamo ripartire, dobbiamo impegnarci e avere coraggio. Siamo con Luciana Gradassi, consigliere del comitato regionale, ne parlavamo prima con Maurizio Ciucci, una giornata che è riuscita a tutto per l'Unione Sportiva Santa Croce sull'Arno, che alla fine ha fatto gare giovanili e poi anche juniores, quindi è stato tutto in questo anno particolare soprattutto. Ma questo è stato un anno difficilissimo, io credo per tutti gli sport, però a Santa Croce riescono sempre a mettere insieme qualcosa di bello. Ci sono un gruppo di persone che lavorano veramente per il ciclismo e io a loro, indipendentemente dal discorso memoriale a mio figlio, ma devo dire grazie lo stesso, perché si meritano solo un grazie per tutto quello che fanno. Siamo con il presidente del comitato provinciale pisano, Procino Nicola. Oggi qui la provincia di Pisa ha dato ancora un forte segnale, si sta per andare a concludere la stagione, una stagione particolare del ciclismo, però era importante comunque perché hanno dovuto rinunciare al Cuoio e Pelli, dare anche un segnale a livello giovanile. Sì, sicuramente era molto importante, soprattutto appunto, sicuramente per lo sport in generale, per il mondo del ciclismo, anche per la nostra provincia, poter aver fatto questa gara. Il ringraziamento è doveroso verso la società organizzatrice, appunto, che ha rispettato tutti quelli che sono i protocolli dettati dalla normativa e ha adottato tutti gli accorgimenti necessari. La manifestazione si è svolta in maniera, direi, quasi perfetta e sono veramente contento che lo sforzo del comitato provinciale nel far capire alle società appartenenti che comunque sia le gare si possono fare rispettando questi protocolli piuttosto importanti, rigidi, che comunque sia però permettono di poter fare manifestazioni. Ecco. Siamo con l'assessore allo sport del comune di Santa Croce sull'Arno, Simone Coltelli. Allora, l'abbiamo detto prima, anche con quelli dell'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno, oggi è saltato il Cuoio e Pelli, però loro hanno voluto comunque continuare e anche voi del comune avete dato manforte a questa iniziativa. Sì, con tutte le precauzioni del caso, ma conosciamo, insomma, diciamo che io in particolar modo conosco bene la situazione e l'organizzazione, la capacità di questa società nell'organizzare questo tipo di eventi, quindi anche se con parecchia preoccupazione per pericoli di assembramento e tutto quanto, però mi sentivo piuttosto sicuro nella riuscita dell'evento e anche del rispetto di tutte le norme che penso la gente che è stata qui abbia visto, insomma, a parte qualche piccolo caso che non dipende, diciamo, dall'organizzazione, ma insomma dalla sensibilità della gente. Diciamo che l'organizzazione ha fatto il massimo e un ottimo lavoro, secondo me. Ecco, infatti abbiamo visto che c'è stato preso tutte le precauzioni possibili, da la misurazione della febbre ai braccialetti che vediamo indossare anche a te, quindi insomma è stato fatto il massimo per cercare di mantenere anche le regole del protocollo anti-Covid. Sì, questo ne ero sicuro, però ecco, diciamo, l'apprensione è sempre tanta quando fai una manifestazione dove partecipano 450 ragazzi, quindi genitori, parenti, appassionati, quindi nel giro di una giornata un migliaio di persone sono passate di qui, però ecco, diciamo che l'organizzazione è stata, come dicevi prima, i braccialetti, misurazione della febbre, dichiarazioni, tutto quello che era possibile fare nel limite della diciamo, società è stata fatta, quindi io c'ho da ringraziarli perché insomma, e non è facile in questi momenti, non è scontato che una società riesca a fare, grazie ai loro sponsor che sono indispensabili, a fare una manifestazione del genere, insomma. Siamo con due figure importanti dell'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno, allora Federico Micheli, Fabrizio Arzilli, voi avete dovuto rinunciare, Federico, a una gara importante come il Cuoio e Pelli, però non vi siete arresi e avete voluto dare un segnale portando in scena questa giornata bellissima.
Sì, Cuoio e Pelli purtroppo abbiamo provato fino alla fine, però motivazioni soprattutto economiche, perché il nostro territorio sta soffrendo non poco di questa situazione. Non ce la siamo sentiti di andare a cercare gli sponsor per fare una cosa di questo genere. Abbiamo parlato con il nostro sponsor principale, Stefano Gronchi, e ci ha dato un grosso supporto per fare questo tipo di manifestazione. Il resto ce l'ha messo l'amministrazione comunale con la sindaca Giulia De Idda e il nostro comandante dei vigili Sandro Ammannati. Poi l'altro sponsor che è stato molto prezioso è stato Marco Fossetti della Fossetti Costruzioni. Il resto ce l'abbiamo messo noi perché insomma qualcosa dovevamo fare, non possiamo stare un'annata intera senza organizzare niente. E quindi ci siamo dati da fare come sempre. Credo sia venuta fuori una bellissima giornata, il tempo ci ha assistito, Don Donato anche, e quindi siamo contenti. Ecco, Fabrizio, passa a te. Purtroppo è una stagione è andata come è andata, però per gli allievi e per gli esordienti si chiude oggi. E importanza anche per voi, no? Avere la chiusura di 2 categorie così e aver comunque regalato, insieme al Buffoni che si correva oggi, un'alternativa agli juniores. Sì, sicuramente noi siamo attaccati a tutte le categorie al ciclismo in generale. Purtroppo, come ha detto Federico, non siamo riusciti economicamente a affrontare un passo che conosciamo e che facciamo tutti gli anni. Siamo un attimino ridotti, abbiamo cercato di portare avanti una giornata azzurra e siamo molto soddisfatti ugualmente perché siamo riusciti a portare circa 400 ragazzi a fare una gara. Quindi da parte nostra c'è stata soddisfazione, abbiamo avuto soddisfazione perché ci ha accompagnato l'amministrazione comunale e tutti i nostri volontari, come sempre, si sono dati da fare, perché non è semplice ugualmente, con tutti i protocolli da rispettare come il Covid, riuscire a allestire il tutto. Ci abbiamo lavorato un bel po' di tempo e manualmente 2 giorni interi e siamo riusciti, credo, in una buona manifestazione. Ecco, domanda per tutte e due, l'ultima. Pensare già al 2021 a quello che potrà essere il Cuoio e Pelli magari il prossimo anno? Cuoio e Pelli un altro anno, se ci sono le condizioni per poterlo fare, lo faremo. Avevamo pensato delle cose particolari per quest'anno. Abbiamo un anno di più per pensarci, per farle, quindi il 75esimo sarà un'edizione memorabile del Cuoio e Pelli. Fabrizio. Da parte mia vedo questo, fino all'altro giorno pioveva, diluviava ed era freddo, oggi c'è il sole, è stato caldo, speriamo che sia buon auspicio per l'anno prossimo. Grazie a Federico, grazie a Fabrizio per questa bellissima giornata che ci avete regalato.